L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il gioco d'azzardo patologico come una condizione morbosa chiaramente identificabile, che in assenza di misure di prevenzione, informazione o sensibilizzazione può scaturire in un'autentica malattia sociale. L'ultima edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali dell'Associazione Psichiatrica Americana, il DSM-5, Manuale di riferimento per i clinici, inquadra il disturbo da gioco d'azzardo proprio nel capitolo relativo alle dipendenze, inserendolo nella sottocategoria delle dipendenze comportamentali e spostandolo di fatto dal capitolo relativo al discontrollo degli impulsi, dove si trovava precedentemente. Questo perché negli ultimi 30 anni la ricerca scientifica, il neuroimaging, ma anche l'esperienza su campo, hanno evidenziato sovrapposizioni importanti tra il disturbo da gioco d'azzardo e i disturbi da uso di sostanze.